Buonasera e benvenuti qui per la 13ª di C2 Girone A, l'ultima partita del girone d'andata. Siamo al giro di boa e si scontrano Santa Gemma e Tevere Remo. Partenza la Tevere Remo, palla sul fondo per Antonica che mette dentro! Amadia non sbaglia, come la legge del calcio, gol sbagliato, gol subito. La Tevere Remo passa in vantaggio, 1-0 in trasferta. Pronto a uscire Marco, forte ma, mentre viaggia, sei Marco, l'hai messo, vai. Jacovino, centra Jacovino, prova col sinistro, Gallori si esalta, portiere, ancora palla, Signorelli, che esulta con la panchina perché fa 2-0 per la Tevere Remo. Palla ancora dentro, non sbaglia neanche stavolta Signorelli, 3-0. Non si aspettava evidentemente un passaggio in avanti, eccolo però Cerasaro, sale Guancioli, Cerasaro spara in porta, segna il 4-0 per la Tevere Remo, braccia vicino, tutti in festa. Le squadre hanno un fallo da spendere, 4-4 il computo delle scorrettezze, meno fino a questo momento. Qui De Matteis però un buon break, la parata. D'altra parte forse pensano per un attimo alla conclusione, non vediamo cosa stia succedendo, palla che rimane lì, accorcia le distanze il Santa Gemma, 1-4, provano a riaprirla, in modo quelli della Tevere riescono ad uscire di squadra. Palla per Castelli sulla mancina che non sbaglia, il servizio di Guancioli dritto per Castelli, poi palla sotto la traversa e 5-1. Va Castroni direttamente in porta, Castroni arrotonda il risultato, 6-1. Pallone la Tevere Remo, palla sempre per Cerasaro che incrocia Signorelli sul secondo palo, sbuca, fa 7-1, tripletta personale. 12 minuti, qui il tiro col mancino, 7-2. Gallori non arriva sul diagonale dalla mancina. Cerasaro prova anche lui, colpisce il piano il palo. Palla sempre per Dambra, poi respinge male Gallori, il tap-in vincente, 7-3. Guancioli su Dambra, resiste a un contrasto, questa volta c'è il fischio dell'arbitro, è il sesto fallo per il Santa Gemma. Il sesto, Parte Antonica col destro, non può arrivare il portiere avversario, Antonica segna l'8º gol dei suoi. Arbitro che mette schietta alla bocca, finisce 8-3 per la squadra in trasferta che è la Tevere Remo. Notte fonda per il Santa Gemma.